Abbiamo un secondo contagiato e sono iniziati i tamponi oggi, sono stati poco meno di 200, perché a sabato il mercato sostanzialmente è quasi chiuso, e dal lunedì mattina alle 6 riprenderemo i tamponi con altri 400-500 tamponi, soprattutto delle cooperative. Un nuovo contagiato al MAP è un collega del barista risultato positivo venerdì. La conferma arriva nel giorno in cui in 200 si sono sottoposti al tampone proprio all'interno del mercato agroalimentare di Padova. Circa l'80% dei facchini che lavorano nel grande polo di Corso Stati Uniti è stato sottoposto all'esame. Lunedì, sempre dalle 6 del mattino, continueranno gli accertamenti. Diciamo che navighiamo a vista, nel senso di verificare i tamponi, che avremo già i risultati tra stasera una parte, domattina l'altra. Avremo già un quadro della situazione in base a capire se siamo fortunati e non ci sono stati contagiati, se invece ci saranno contagiati interverremo di conseguenza. Le misure di contenimento del coronavirus sono state ulteriormente aumentate negli spazi del mercato agroalimentare. Già le ferre disposizioni interne che c'erano già in base al decreto nazionale, che erano state attivate dal direttore della precedente gestione di presidenza del MAP, in più da oggi c'è il controllo della temperatura a qualsiasi operatore entra. Se uno ha temperatura alta non entra dentro al mercato e viene immediatamente segnalato all'USL. L'ULSS 6 intanto comunica che risulta un nuovo caso di positività tra i camerunensi partecipanti alla cerimonia funebre al Parco Fenice, portando il totale a 17. Su questo fronte anche domani sarà aperto il distretto sociosanitario di Via Temanza all'Arcella per eseguire i tamponi a coloro che si sono prenotati.